Ciao Butei, era da tanto che voleva farla e non aveva mai avuto l'occasione e finalmente ancora venivo a fare la strada delle 52 gallerie sul Pasubio. Si parte subito abbastanza ripidi, mi tocca parcheggiare Passo Xomo perché il parcheggio su alla partenza delle gallerie l'era Olfo. Così già sono in ritardo perché mi sono perso via e sono partito a mezzogiorno praticamente. E il cartello da Rifugio Papa 3 ore 10 che per me è almeno 4-5 ore perché devo fermarmi a vedere ogni pianta, sasso, fior che cata per strada. Meteo il parare a bello anche se instabile, per fortuna facciamo fin tardi. Parcheggiando lì me la slungo da un par di chilometri tra andata e ritorno, però mi ho paura di camminare nemmeno mia. Bon, siamo partiti, bello perché sono arrivato al punto di partenza con già 200 metri di dislivello e stracco occupato. Eccola la prima galleria, adesso tiro fuori la pila frontale e da qua parte il sentiero delle 52 gallerie. E dopo disdotto gallerie, finalmente la strada la sa un po' spianare, è meno ripida, ecco. Paesaggi di Cavalfià. E ogni galleria è la sorpresa di cosa si vedrà quando si va fuori. L'ottava galleria, la gara dei tunnel, dove mette i cannoni e pensare che dei soldati porta fin qua su dei cannoni anche a smontare, anche con i mussi, comunque è a tribulare lo stesso.
Dai, insomma, è un altro posto dove... Sì, c'è di tutto. Sei pronto per partire? Ciao, ci vediamo chissà quando. La discesa la fo dalla strada degli Scarubi, che è una carrabile, l'è più lunga, un par di chilometri anche, però Parisi Noci in discesa è molto meglio. Stamattina ho pitonà e invece da venire su presto sono arrivato in ritardo e quindi sono stato a bastonare con la visione delle nuvole, non ho visto niente. Peccato, perché secondo me i panorami che regala la strada delle 52 gallerie è veramente bei, per cui se avete in mente da farla, mi raccomando, venite la mattina presto, perché ho parlato col Butel del Rifugio e mi ha detto che è così più o meno tutti i giorni, verso mezzogiorno tacca a venire sulle nuvole. E anche la strada delle 52 gallerie l'abbiamo fatta, ma l'è da rifare sicuramente. La prossima volta parto prima, mi descanto un attimo la mattina, bisogna essere su presto, così sicuramente si godrà di un bel panorama che varrà la pena. Oltre che a un percorso naturalistico eccezionale, è anche un percorso pieno di storia. Sul Pasubio durante la Grande Guerra stima per difetto un 37.000 caduti, e pensare che tutta quella gente lì è morta fa un certo effetto. E inoltre è anche un'opera ingegneristica incredibile, perché una strada del genere le sta costruendo in meno di 10 mesi. Sul Pasubio è sta catturare Cesare Battisti, ha combattuto Sandro Pertini, insomma che tanta storia in quel posto lì. Se vi è piaciuto questo video, strucchi mi piace, iscrivete e schissi la campanella, così restarei aggiornati su quando verrà fuori il prossimo video. E mi raccomando, ricordatevi il detto di Ci ama la natura: lassì solo peste, tu lì su solo squasse. Ciao!